Buonasera, buonasera a tutti. Siamo insieme per studiare Romani, siamo tra il capitolo 3 e il capitolo 4. Prima di ogni cosa vorremmo salutare Giuseppe, che sta vivendo una sofferenza, perché la moglie è malata e noi chiediamo a tutti coloro che sono online con noi, anche qui in sala, di non dimenticare Anna Maria, la moglie di Giuseppe, e Giuseppe stesso, Kevin. Vogliamo dirti, Giuseppe, se ci ascolti, immaginiamo che tu sei in linea e che ti siamo vicini, come ti abbiamo comunicato nel messaggio telefonico, e preghiamo per Anna Maria. Detto questo, vorrei cominciare immediatamente analizzando le cose che osserveremo questa sera. Abbiamo dato dei titoli, come sempre, tutti colpevoli, col punto esclamativo. Vedremo chi sono questi tutti e vedremo in che misura sussiste la colpevolezza. Però abbiamo una buona notizia dietro questi tutti colpevoli. Cristo e il suo sangue propiziatorio. Cristo propiziatorio, abbiamo messo questo sottotitolo. E sappiamo che il sangue di Cristo produce una giustificazione per gli ebrei, produce una giustificazione per i gentili. Noi siamo i gentili, gli ebrei sono coloro che hanno vissuto la cultura veterotestamentaria e basta. E con questo ultimo sottotitolo apriamo un esempio, parliamo di uno dei personaggi più celebri della Bibbia, del Vecchio Testamento e principalmente della Genesi, e con l'esempio di Abramo cercheremo di collegare tutte le cose per comprendere il senso di una colpevolezza totale che viene risolta da Cristo e dal suo sangue che chiameremo propiziatorio, così come la Bibbia insegna, il Nuovo Testamento, questa parte della Bibbia che si chiama Nuovo Testamento. Parleremo della giustificazione degli ebrei e dei gentili mediante la fede e dell'esempio di Abramo. Leggiamo insieme Romani dal capitolo 3, versetto 21, fino al capitolo 4, versetto 8. Ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, della quale danno testimonianza la legge e i profeti. Vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo, per tutti coloro che credono. Infatti non c'è distinzione, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio, mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare la sua giustizia, avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato, al tempo della sua divina pazienza, e per dimostrare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustifico colui che ha fede in Gesù. Dov'è dunque il vanto? Esso è escluso. Per quale legge? Delle opere? No, per la legge delle opere, poiché riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede senza le opere della legge. Dio è forse soltanto il Dio dei Giudei? Non è egli anche il Dio degli altri popoli? Certo, è anche il Dio degli altri popoli. Poiché c'è un solo Dio, il quale giustificherà il circonciso per fede e l'incirconciso ugualmente per mezzo della fede. Annulliamo dunque la legge mediante la fede? No, di certo, anzi confermiamo la legge. Che diremo dunque che il nostro antenato Abramo abbia ottenuto secondo la carne? Poiché se Abramo fosse stato giustificato per le opere, egli avrebbe di che vantarsi, ma non davanti a Dio. Infatti, che dice la scrittura? Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia. Ora, a chi opera, il salario non è messo in conto come grazia, ma come debito, mentre a chi non opera, ma crede in colui che giustifica l'empio,
la sua fede è messa in conto come giustizia. Così pure Davide proclama la beatitudine dell'uomo al quale Dio mette in conto la giustizia senza opere, dicendo: beati quelli le cui iniquità sono perdonate e i cui peccati sono coperti. Beato l'uomo al quale il Signore non addebita affatto il peccato. Fin qui la parola di Dio. Preghiamo. Sì, Signore, tu giustifichi tutti i peccatori attraverso Gesù Cristo. Lode a te, oh Signore, perché noi siamo stati giustificati, noi che abbiamo creduto in te e nel sangue di Gesù Cristo propiziatorio, noi siamo giustificati. Grazie, Signore, perché senza merito, senza opere, noi siamo stati giustificati. Grazie, Signore, perché eravamo nella fogna del peccato e tu ci hai fatti diventare più bianchi che neve, come è scritto. Signore, continua quest'opera, perché ancora abbiamo bisogno dell'opera di santificazione, perché non abbiamo completato il nostro processo di maturazione, Signore. La nostra colpevolezza rimane. Lode a te, oh Signore, perché gli ebrei per primi hanno sentito, secondo il tuo progetto storico, la salvezza. Lode a te, oh Signore, perché poi è toccato a noi, gentili di tutto il mondo. Lode a te, oh Signore, per l'esempio di Abramo. Lode a te, oh Signore, per la tua parola che ci educa ogni giorno. Ti preghiamo e ti lodiamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Avere un debito qualche volta non ti lascia dormire di notte. Oggi siamo abituati a considerare i debiti come investimento. Il Signore dia ad ognuno di noi la saggezza per capire che differenza c'è tra l'indebitamento e l'investimento. Credo che nella società antica i debiti fossero considerati debito e basta. Se un creditore te lo condonava, eri felice. La porzione di lettura odierna ci induce a comprendere la colpevolezza di ognuno di fronte alla legge di Dio. E ciò che abbiamo già capito proviene dalle letture precedenti. E naturalmente mi riferisco soprattutto a Romani. Ora è un avverbio di tempo questo ora. In questo momento storico la giustizia di Dio, in questo nostro che stiamo vivendo, la giustizia di Dio si offre, si attua, insomma ci giustifica. Se noi accettiamo con fede Cristo, e allora non c'è distinzione. Se credi in Cristo sei giustificato, se sei ebreo, se sei greco, se sei italiano di Roma o di Aquileia, in quel momento in cui Paolo scrive, è la terza città italiana dopo Roma Mediolanum, e noi siamo un po' i figli di quella civiltà aquileiese. La terribile condizione umana è riscattata da Gesù Cristo. Ecco la buona novella, la parola nuova. Ma attenzione, di questa parola avevano già annunciato la potenza salvifica i profeti. Già nel patto tra Dio e popolo di Israele era emerso per mezzo dei profeti che la salvezza di Dio sarebbe giunta nei tempi dal Signore di Israele prestabiliti. Buona nuova al tempo stesso, nessuna novità, consapevolezza rafforzata. Isaia, al capitolo 53, al versetto 11, ci ricorda: dopo il tormento dell'anima sua vedrà la luce e sarà soddisfatto per la sua conoscenza. Il mio servo, il giusto, renderà giusti molti, si caricherà egli stesso delle loro iniquità. Evidente
riflessione che riguarda Gesù Cristo che si carica le iniquità, il tormento della sua anima viene soddisfatto con la resurrezione successiva alla sua condanna. Ora va detto che nel vecchio patto gli animali costituivano il sacrificio propiziatorio e allontanavano l'ira di Dio, temporalmente però. Il sacrificio doveva essere ripetuto. Il sacrificio di Cristo invece è compiuto una volta per tutte ed è irripetibile. Accade inoltre che Cristo ha sperimentato direttamente l'ira di Dio al posto nostro e in questo senso la nostra sorpresa è grande. Dio, fatto uomo, sente il peso della separazione dal Padre ed esclama: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ricordate quel passo? E allora questo perché non risuona più alle mie orecchie come domanda, ma come affermazione. Dio mio, tu mi hai abbandonato perché? Accade che l'ira di Dio è su di me, dice Cristo. La giustizia di Dio pretende espiazione e Dio stesso provvede all'espiazione tramite Gesù Cristo, l'unto offerto alla croce. Dunque non c'è nessun vanto dell'umano di fronte ad un sacrificio che è solo di Cristo, che è pensato, modellato, realizzato integralmente da Dio, senza alcuna collaborazione da parte mia, da parte tua, da parte nostra. Senza alcun merito, affinché nessuno se ne vanti impropriamente. Ecco la luce che si accende nelle tenebre. Cristo Salvatore, se osservi il peso teologico del passaggio tra i versetti 21 e 26 e si pensi ai termini usati: giustizia, giustificati, redenzione, propiziatorio, fede. La parola chiave è proprio propiziatorio, ilasterion, secondo un commentatore che ci offre la possibilità di approfondire questi testi. La giustizia di Dio chiede giustificazione per i peccati. La nostra giustificazione sta in Cristo. Per Lui siamo giustificati. Egli ci ha portato la redenzione, ce l'ha concessa, non per i nostri meriti, ma per il sacrificio propiziatorio di Gesù Cristo, con il suo sangue propiziatorio, appunto lo ripeto proprio perché ci lava, e a noi non rimane che sottoporci umilmente alla croce con un atto di fede, che è un atto di fiducia in Lui. Nessuno si vanti delle proprie opere. Certamente ognuno ha fatto qualcosa di buono nella sua vita. Non solo il medico che coopera alla tua salute, l'ingegnere che costruisce bene e diligentemente la tua casa, l'operatore sociale che assiste gli anziani, il maestro, persino il calciatore che può divertire chi appassiona. Ma la condizione dell'uomo davanti a Dio è tragica. Tutti sono perduti, privi della gloria di Dio, perché hanno peccato. E allora non c'è giustificazione davanti a Dio, se non una sola, il sangue di Cristo, il sangue propiziatorio. Solo la croce restituisce dignità all'uomo infangato dal suo peccato. E allora ti chiedo, sei salvato? Quale effetto ha ciò per te? Come influisce nella tua vita di ogni giorno? E in questo senso partiremo nella conversazione successiva a questa parte del nostro incontro. Dio ha fatto la prima mossa, bussando alla porta del tuo cuore, offrendoti gratuitamente la sua grazia, a te colpevole della pena di morte. Solier
È un personaggio immaginario. Su un palco sta aspettando la scure che cada sulla sua testa. Lo hanno legato, egli non oppone resistenza, sa che non c'è nulla da fare e trema. Attende. È l'alba del 21 aprile del 1323. Improvvisamente da lontano giungono dei cavalieri. Arrivano precipitosamente al palco. Fermate questa esecuzione, gridano. Il re d'Inghilterra ha concesso la grazia a Messer Solier. L'esecuzione non ha atto. Il prigioniere viene liberato, può andarsene. È un po' la storia della condizione umana. Dio dà la grazia, lui è più importante del re d'Inghilterra. Lui è il Signore dei Signori. Gloria, alleluia. Ma il presupposto è Cristo. Ma voglio dirti anche questo, ricordati del tuo Creatore nei giorni della tua giovinezza. Ecclesiaste 12,3. Ricordati del tuo Creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i cattivi giorni e giungano gli anni dei quali dirai io non ci ho più alcun piacere. Non aspettare l'ultimo giorno confidando nella sua bontà, in quella di Dio. Lui è buono, può operare anche l'ultimo giorno della tua vita, ma non sprecare la tua giovinezza preziosa. Quanta energia puoi offrire oggi al Signore? Io vorrei chiedere a ognuno di questi ragazzi che sono qui in sala stasera, quanta energia potete dare al vostro Signore? Rispondi proprio a questa domanda. Quanta energia vuoi offrire oggi al tuo Signore? Perché c'è un'energia che tu puoi dare al tuo Signore, ma c'è un'energia che tu puoi anche offrire e dipende da te, non soltanto dalle tue forze. Dio è il Salvatore del giudeo e del gentile. Tutti hanno peccato. Nessuno sia privo di questa verità. A noi la responsabilità di diffondere questa notizia. Il giudeo e il gentile comunque sono giustificati dal sangue di Cristo. Dio è il Dio di tutti i popoli e per fede tua concede a te il perdono dei peccati. La circoncisione è il segno dell'appartenenza al popolo di Dio, ma con Cristo la circoncisione in un certo senso è superata, sostituita dalla fede in Cristo stesso. Questo non significa annullare la legge e conferma la spiritualità della vera circoncisione, quella interiore, per la quale il perdono dei peccati è fondamentale per appartenere a Dio. Ed ora vorrei facessimo un salto indietro nella storia e pensassimo ad Abramo e al libro della Genesi. Il Signore gli promette una progenie. Lui è anziano e sua moglie anche, un figlio? Ma com'è possibile? Ma non scherziamo per piacere, queste sono cose da giovani. No, non ci sta. Buona salute, serenità, prosperità economica, sì certo, ma un figlio? No, non ci sta. Ma Abramo non vacillò. Abramo non mise in dubbio nemmeno per un momento la parola di Dio. Se lo ha detto il Signore vuol dire che è vero. Il Dio che ha costruito questi padiglioni di nuvole, queste nuvole che abbiamo visto qua, fuori da questa sala, fino a pochi minuti fa, questi alberi profumati, questo mare immenso, questo cielo senza fine, perché al di là del cielo ce n'è ancora un po', e al di là di quel che è ancora un po' c'è ancora oltre, e il cielo non finisce più. Al di là di quel cielo che Egli ha creato, può nascere una nuova vita anche da un corpo invecchiato, poiché Dio può, e Abramo forse proprio guardando il cielo, forse, credette perché sapeva che Dio può, e la sua fede ricevette il premio.
la circoncisione spirituale, cui seguì, e ripeto, seguì, quella carnale. Ognuno di noi lavora, oppure ha lavorato. Ognuno di noi ha meritato un salario per quello che ha fatto, vero? I diritti dei lavoratori nella società moderna, contemporanea, sono abbastanza tutelati. E ho detto abbastanza, e spesso non pienamente. Le donne sono spesso ancora discriminate a livello di salario sul posto di lavoro. Rispetto alla società antica, la condizione dei lavoratori comunque è decisamente migliorata. Ed essi ricevono il salario per ciò che fanno, per ciò che meritano. Per quanto riguarda invece il nostro rapporto con Dio, non meriteremmo che la morte. Come quel Solier del nostro personaggio immaginario. Perché il salario del peccato è la morte. Dunque, per la salvezza tu non hai alcun merito, puoi solo lodare Dio per quello che stai comprendendo giorno per giorno e continuerai a comprendere se attingerai continuamente alla fonte preziosa della Scrittura, Antico e Nuovo Testamento, senza distinzione, come non c'è distinzione tra ebrei e gentili, non c'è distinzione nella conoscenza dell'Antico e del Nuovo Patto, perché nulla è passato e tutto si rinnova, tutto si riforma e la riforma è continua. Giudei dentro, come Abramo, giudei fuori, è molto facile. Cristiani dentro, come Paolo, cristiani fuori, è troppo semplice. Il ravvedimento non è per i furboni. Giovanni battezzava un giorno e ascoltate in Matteo 3, tra i versetti 7 e 12, che cosa accade. Ma vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, Giovanni disse loro: razza di vipere, chi vi ha insegnato a sfuggire l'ira futura? Fate dunque dei frutti degni del ravvedimento. Non pensate di dire dentro di voi: abbiamo per padre Abramo, perché io vi dico che da queste pietre Dio può far sorgere dei figli di Abramo. Ormai la scure è posta alla radice degli alberi, ogni albero dunque che non fa buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo con acqua in vista del ravvedimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me ed io non sono degno di portargli i calzari, ed egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. Egli ha il suo ventilabro in mano, ripulirà interamente la sua aia e raccoglierà il suo grano nel granaio, ma brucerà la pula con il fuoco inestinguibile. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno, disse Giovanni il Battista, di sciogliere i legacci della tua scarpa, ma la parola della salvezza è sufficiente. Quando ti sei accorto della sufficienza di Cristo, ti domando? Voglio riportare un brano di Luca al capitolo 15, tra 11 e 22. Andiamo a cercarlo insieme. Capitolo 15, tra i versetti 11 e 22. È Gesù che parla, disse ancora: un uomo aveva 2 figli. Il più giovane di loro disse al padre: Padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. Ed egli divise fra loro i beni. Di lì a poco il figlio più giovane, messa insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò i suoi beni, vivendo dissolutamente. Quando ebbe speso tutto in quel paese, venne una gran carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno.
Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali. Ed egli avrebbe voluto sfamarsi con i baccelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora, rientrato in sé, disse: quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Io mi alzerò, andrò dal padre mio e gli dirò: Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi servi. Egli dunque si alzò e tornò da suo padre, ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò al collo, lo baciò e ribaciò. E il figlio gli disse: Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi: presto, portate qui la veste più bella e rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi. Se tu sei circonciso spiritualmente, oggi puoi circonciderti anche fisicamente, ma questo oggi si chiama battesimo. La promessa ad Abramo vale anche per la sua discendenza. Leggeremo la prossima volta. Erede del mondo. Tu sei con me erede del mondo se accetti il sangue di Cristo. È Lui, il vero erede, che condivide con te l'eredità. Abramo credette. Lo hai compreso? Dopo aver citato Abramo, Paolo fa una seconda citazione. Richiama Davide, il peccatore pentito, che ha riconosciuto la sua colpa, la sua miseria davanti a Dio, il suo adulterio, il suo assassinio. E dopo aver riconosciuto la sua colpa, per questo prorompe quasi in un grido di gioia: beato l'uomo che riceve il perdono. Rileggiamo Romani 4, il versetto 7 e il versetto 8. Beati quelli le cui iniquità sono perdonate e i cui peccati sono coperti. Beato l'uomo al quale il Signore non addebita affatto il peccato. Questo testo suscita gioia, leggerezza, come in Davide che accetta il perdono dei peccati. Accetta anche tu il perdono dei peccati perché Dio te lo concede e tu vivrai nel regno degli ebrei di gentili con la circoncisione dell'anima. Tu vivrai nel tempo dei gentili e degli ebrei con la circoncisione dell'anima. Soffermiamoci ancora in preghiera e poi ci lasciamo con la raccomandazione a chi ci segue di leggere anticipatamente il seguito dal versetto 8 in poi alla fine del capitolo 4. Lode a te, o Signore, perché noi gentili abbiamo ricevuto il perdono dei peccati. Lode a te, Signore, perché noi senza merito alcuno abbiamo ricevuto le tue benedizioni. E noi possiamo dire che siamo beati perché le nostre iniquità sono perdonate, i nostri peccati sono coperti. Lode a te, o Signore, perché abbiamo degli esempi grandi in Davide e in Abramo, anche se sono vissuti tanti secoli fa, Signore, loro ci possono ancora insegnare. E la tua divina parola ci ricorda il loro insegnamento, la loro fede. Lode a te, o Signore, perché la tua legge non è annullata, è confermata. Noi ti diciamo: sia benedetto il tuo nome, Signore, perché non abbiamo nessun vanto, abbiamo soltanto la
consapevolezza del tuo sacrificio propiziatorio, del tuo sangue, Signore, versato una volta per tutte. Vogliamo avere fiducia sempre di più, ogni giorno di più, di questa grande e miracolosa dichiarazione che tu hai fatto, Signore. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Lode a te, Signore, per la redenzione che è in Cristo Gesù. Amen. Ci lasciamo con queste considerazioni e ci ritroviamo, per chi ci segue, tra qualche minuto per la diretta, diciamo così, interattiva. Arrivederci, buonanotte.